Vai! Vai, vai! 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 Vai tu! E vai anche tu! Vai! Ma ne abbiamo per molto! L'aldilà è lontano. Agenzia Funebre Garau. Magari anche vicino. Just kidding. Vediamo se così riusciamo a vediamo un po' se riusciamo a dare una mano d'aiuto a, a Gianluca. Allora, Amici vediamo di un po'. Cristiano su Blue Effetto Serra, benvenuti, scusate un po' di problemi tecnici, siamo qui per commentare il primo tempo di Torino-Cagliari 0-0, Fabrizio, eccoci. Fabri, vienimi in aiuto perché non sto capendo nulla, come mai la regia sta andando la Non lo sigla so. con Go oggi? Allora, io provo un pochettino ovviamente a ringraziare tutte le persone che sono collegate. Gianluca, vengo in aiuto perché vedo che hai qualche problema della regia. Iniziamo subito. Partendo dal risultato, diciamo, del fine del primo tempo, finita poco fa. Inseriamo anche Titti, Fabri. Salutiamo anche Titti, ovviamente, che è l'ospite che hai tolto. Oggi iniziamo col botto proprio la prima di campionato, dai, con i problemi di tecnici, dai, ecco anche Titti. Sì, Va bene. Titti ce l'ha già, buonasera a tutti, io non vi vedo, comunque vi vedo tramite lo schermo. Ciao Fabrizio, ciao Marco, ciao Federico e ciao Titti. Ciao a tutti. 0-0. Eccoci qua, dicevamo 0-0 alla fine del primo tempo, un bel primo tempo secondo me, un po' pimpante. Non vedo Marco e Titti. Titti è uscita? No. No, sono collegati, Gianluca, sono collegati. Ok. Buonasera a tutti, siamo anche in diretta su YouTube da questa stagione, quindi sulla pagina di Effetto Serra. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno guardando su YouTube, sul canale Effetto Serra. Fabri, diamo la parola a Titti. Titti, a te la parola su questo primo tempo. E buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio, devo sempre iniziare io quando ci sono, va bene. Allora, che dire? Mi è piaciuto moltissimo l'atteggiamento della squadra, ben messa in campo, una squadra arrembante che lotta su tutti i palloni, ha aggredito il Torino e il Torino in certi momenti si è trovato anche in difficoltà. Ho notato Oristania un po' in difficoltà in certi frangenti, lo preferisco sulla fascia sinistra che non sulla fascia destra. E poi ho visto Dossena leggermente
bloccato, forse emozionato per il debutto in Serie A, ma tutto sommato ho visto un buon centrocampo con Sulemana e Makumbu che mi sono piaciuti tantissimo. Evidentemente c'è un'ottima intesa e probabilmente Ranieri sta lavorando molto su questi due giovani, perché vedo che si cercano moltissimo e stanno dando equilibrio al centrocampo. Insomma, tutto sommato mi sono piaciuti tutti, ma la squadra ovviamente molto, veramente mi è piaciuta tantissimo. Andiamo da Marco. Marco, buon pomeriggio ben ritrovato. Tutti super abbronzati, tranne me ovviamente. Vabbè, se tu non vai al mare non è colpa nostra. Vabbè. Buon pomeriggio a tutti. Anche a me è piaciuto un Cagliari nel primo tempo, un Cagliari ben messo in campo da Ranieri. Mi sono piaciuti sia Oristanio che ha messo in difficoltà qualche volta anche la difesa del Torino. Super Radunovic su un colpo di testa all'inizio del primo tempo. Che dire, ragazzi, per me è una bella partita, molto vivace da una parte e dall'altra del campo, non si ferma mai la palla, sta sempre viaggiando. Strano a dirsi che nonostante che qualcuno può avere anche le gambe degnose per via della preparazione, stanno correndo come dei disperati. Vediamo chi regge sino alla fine. Vedo comunque sempre un buon Cagliari. Andiamo da Mr. Palmas. Ciao Fede, ben trovato anche a te dopo la pausa estiva. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Guardate, io a grosso modo sono in linea con i pareri dati sia da Titi che da Marco. Posso aggiungere che ovviamente sappiamo tutti che è la prima partita del campionato, quindi qualunque cosa succeda non ne facciamo un dramma, anche perché comunque abbiamo una squadra dove magari ci sono dei giocatori partenti o magari altre squadre dove ci sono giocatori che potrebbero arrivare a noi. Quando siamo ad agosto e sono le prime giornate di campionato ci sono sempre le fasi di rodaggio e quindi nessun risultato preoccupa. Come prestazione, una buona prestazione. Abbiamo provato a creare qualche problema a noi, hanno creato e ci hanno provato loro a creare qualcosa a noi, quindi voglio dire una partita aperta, 1-0-0 comunque giusto e non 1-0-0 noioso di quelli rognosi dove non vedi nessuna prova d'attacco, nessun rischio né da una parte né dall'altra. Una scelta di posizionamento in campo e di giocatori in campo da parte di Ranieri che ci ha colto di sorpresa, perlomeno a me. Non mi aspettavo tipo Goldaniga, Euristanio o Luvumbo in attacco, un esempio. Mi aspettavo più un Pavoletti o Ristanio più che due coppie, due giocatori abbastanza rapidi che a primo tempo non ha neanche fruttato male, nel senso che comunque Ristanio lì su quell'attacco esterno tende a dare un po' di fastidio, ma neanche la prova della difesa mi è sembrata una prova brutta. Ricordo anche che Goldaniga ha fatto un'ottima diagonale in chiusura, se no era 1 contro 1 col portiere. Radunovic ha fatto una buona parata. Ci hanno creato dei problemi sulle palle inattive. Sulle palle inattive abbiamo sofferto sui calci d'angolo loro, nelle marcature. Noi abbiamo avuto qualche calcio d'angolo, però loro hanno un portiere anche loro abbastanza alto, quindi sui palloni molto alti non sempre conviene buttarli in mezzo, a meno che non hai uno come Pavoletti, che anche lui comunque è un uomo d'aria, e la legge è diverso con un pallone alto. Però tutto sommato, ragazzi, per me è un buon primo tempo. La squadra finora ha corso abbastanza ed era ben messa in campo. Fabrizio, a te. Allora, io do un po' di chiavi di lettura differenti. 0-0 giusto, partita non noiosa, partita comunque abbastanza vivace, nonostante il caldo, nonostante la prima di campionato. Credo che sia importante sottolineare il fatto che della nostra squadra, degli 11 che sono scesi in campo, ce ne sono 4 di fatto che hanno già giocato in Serie A, quindi non mettiamo in secondo piano questo aspetto, che siamo praticamente quasi tutti esordienti, e questo è sicuramente un importante elemento. Detto questo, mi sta piacendo molto il centrocampo, perché l'asse Sulemana Makumbu sta comportando molto bene, e io credo che alla distanza, non solo alla distanza in questo campionato, ma alla distanza anche oggi, potrebbe essere la carta in più, perché a centrocampo si deve correre, e ne abbiamo 4 polmoni, non 2 polmoni, che corrono per dupe, veramente il doppio rispetto alla velocità rispetto agli avversari. Il fatto che abbia Ranieri puntato su Goldaniga, che un giorno sì e l'altro pure è dato in partenza, vuol dire molto, vuol dire che comunque, ed è uno degli esperti,
difensori che ha già giocato in Serie A, vuol dire che comunque per lui non tutti sono, cioè sono cedibili, ma sui quali si può comunque fare affidamento, altrimenti non avrebbe giocato titolare come centrale. Certo è che davanti, se dal punto di vista tattico mi ha sorpreso positivamente il fatto che in fase di non possesso, anche in fase in attacco, anche in fase di possesso veramente, Nandez si posiziona all'altezza di Luvumbo e di Oristanio. È altrettanto vero che innanzitutto non capisco perché Luvumbo abbia sbagliato i tacchetti delle scarpette, posto che si fa il sopralluogo e quindi il sopralluogo si fa per valutare lo stato dell'erba e quindi in base a quello si decide il tipo di scarpetto da utilizzare. Se tu a 21 anni, dopo aver fatto campionati di A e di B e giocato in nazionale, sbagli i tacchetti, evidentemente qualcuno lo deve insegnare. Questi sono, diciamo, discorsi da accademia. Ma per quanto riguarda invece l'attacco, io credo invece che questo Cagliari dal punto di vista tattico non è visti azzeccando, nel senso che deve far giocare larghi Luvumbo e Oristanio o Nandez, in modo da portare fuori dalla competenza i marcatori diretti. Ma è anche vero che noi fatichiamo molto a mettere in posizione davanti al portiere i nostri attaccanti. Ecco, non so se è un problema di posizionamento o un problema di struttura, perché noi non abbiamo una prima punta in questa fase, ma è comunque sicuramente un problema da risolvere se vogliamo andare a infastidire la difesa avversaria. Chiudo dicendo che il problema dei calci da fermo, cioè le palle prese cioè i colpi di testa presi su calci di punizione, sui calci d'angolo, è un problema atavico che noi ci portiamo dietro da qualche anno, non da adesso. Ed ecco perché, secondo me, Ranieri sta chiedendo l'arrivo di un difensore esperto, perché comunque è anche vero che le uniche due occasioni per il Torino sono arrivate su calcio d'angolo, poi fondamentalmente. Concludo dicendo che il Cagliari credo che debba continuare così, magari, ripeto, avendo un pochettino più di precisione negli ultimi passaggi, negli ultimi 16 metri. A proposito, Fabio, mi dai una mano tu, facendo anche tu, mettendo tu i commenti sopra pressione, che non riesco a capire come mai non riesco a vederli. Non c'è problema, che leggiamo abbastanza velocemente. Allora, vediamo un po'. Se Iniziamo da Donato Festa che dice ottimo primo tempo, ottima pressione, centrocampo molto tecnico e di sostanza. Maria Durgali, ciao popolo Forza Cagliari, la squadra mi è piaciuta tanto finalmente, poi speriamo arrivino 2 attaccanti e 2 difensori. Si parla molto in attacco, Fabri, soprattutto Titti, che sei ben informata, si parla di Petagna, Titti? Sì, si parla di Petagna perché è in uscita dalla Monza, in quanto il Monza ha chiesto al Milan Colombo. Quindi ovviamente il Milan dovrà prendere un vice Giroud perché non ce l'ha, e quindi non capisco perché vogliono cedere Colombo, perché è un calciatore, è un giovane di prospettiva che però ha bisogno di giocare, e sicuramente il Monza gli garantisce la titolarità, perché il Milan non lo presta se non garantiscono la titolarità. Petagna è il doppione di Pavoletti praticamente, quindi giocava quando giocava nella SPAL con Semplici in panchina, era la torre della SPAL, quindi così come Pavoletti, quindi non è altro che un doppione. Però ben venga se si utilizza il 3-5-2, quindi con i quinti che corrono e sfornano cross, se non ci sono i quinti ci sono i quarti, e quindi si gioca così. Però io posso dire una cosa, scusami Titti. Aspetta Fabio, volevo far rispondere una domanda a Marco, poi ti do la parola. Io ad oggi non credo che Petagna venga a Cagliari, lo dico così come quando io avevo detto che Prati sarebbe arrivata a Cagliari e tutti mi hanno preso in giro perché tutte le testate lo davano già per Palermo. Io vi dico che ho forti dubbi che Petagna possa arrivare a Cagliari per un semplice motivo, perché abbiamo, come dice adesso Mariolino Parini, che sto leggendo, abbiamo comunque già Shomurodov, quindi un'altra prima punta, avere 3 torri, lo vedo abbastanza in salita. Io credo che abbiamo bisogno più di una seconda punta, di una punta rapida, ecco, una punta che possa sostituire nel caso Luvumbo e perché no Oristanio, cioè una punta rapida, uno che salta l'uomo per intenderci. Scusami tu Fabri, volevo fare la domanda a Marco su eventuali cambi. Shomurdo Pavoletti per Luvumbo nel secondo tempo, ci scrivono. Sicuramente cambi ne farà, perché c'è molto No, Titti, scusami, Marco. L'ho detto per Marco.
Stavo dicendo, io tirerei la squadra così com'è perché secondo me in questo momento è l'unica squadra che può far girare il Cagliari abbastanza bene. Poi vediamo, dopo metà del secondo tempo, di fare qualche cambio. Ma io non farei nessun cambio adesso. Anche perché, chiedo scusa, c'è già il Toro che sta facendo un cambio al 45esimo. Adesso, come arriva la schermata, vi avviso. Ok, invece faccio questa domanda a Federico in base tecnica e gli scrivo: l'assenza di una punta di peso lì davanti si fa sentire? Cosa ne pensi? Fede? Ma allora, io ti dico la verità, anch'io mi aspettavo che ci fosse un Pavoletti o comunque una prima punta con magari i due ragazzi dietro o uno dei due. Però ti dico che secondo me lui ha fatto questo tipo di formazione con questo tipo di uomini per sconvolgere un po' i piani che magari si erano preorganizzati il Torino, perché il Torino non si aspettava che mettesse una squadra così giovane, tra virgolette, con Fede, un Torino che comunque la Serie A. un attimo, vai Fabri. C'è un cambio anche per il Cagliari. Sta entrando Di Pardo, quindi presumibilmente uscirà, credo. Allora, Zappa l'ho visto in campo, quindi potrebbe... Nandez c'è, quindi sì, Goldaniga a questo punto, e quindi spostamento di Obert centrale accanto a Dossena. Perfetto. Vai Fede, perdonami, concludi. Stavo dicendo che secondo me questa scelta di questi uomini in campo con questa disposizione tattica è stata fatta proprio per scombussolare i piani del Torino, perché secondo me il tecnico Juric non si aspettava che ci fossero questi tipi di uomini in campo, ricordando, come ha detto Fabrizio, che abbiamo molti uomini che sono al primo anno in Serie A o comunque sono inesperti tra virgolette. Se mi aspetto qualche cambio, a parte questo, allora, che sicuramente Goldaniga è un cambio di... Scusami Fede, per il Torino esce Caramò e entra Radonic. Non cambia niente, un attaccante non cambia niente né da una parte né dall'altra, è confermato l'uscita di Goldaniga e l'entrata di Di Pardo. Secondo me Goldaniga ha qualche problema fisico, perché stava andando bene, nel senso... Sì. Caramò ci ha creato qualche problema in ripartenza. Stanno ripartendo, Gianluca. Sì, poi andiamo in chiusura. Le ultime due domande, sia a Titti e a Fabrizio, che si intendono un po' di mercato. Fabrizio, chi arriva? Titti, chi arriva? Secondo voi? Ne abbiamo oltre a Petagna, che non viene. Non lo so, un difensore esperto serve, un difensore che conosca proprio le tecniche dei calciatori più navigati, quindi giocatori di Serie A, non giocatori di Serie B, quindi un difensore veramente esperto. Fabri, tu hai qualcosa da aggiungere sul mercato? Così poi andiamo in chiusura. Io un tempo fa avevo dato la notizia di Belotti. Il problema di Belotti è che dall'Atalanta ancora non si sblocca nulla, quindi né Zapata, tantomeno Muriel si era detto che poteva andare alla corte di Mourinho, così non è stato. Poi c'è il discorso sempre legato all'ingaggio, perché Belotti sarebbe arrivato a Cagliari con una congruo aiuto per quanto riguarda il pagamento dello stipendio da parte della squadra giallorossa, e così non è stato. Poi aggiungiamoci che ieri ha fatto una doppietta, quindi evidentemente Belotti non arriverà a Cagliari. Si è fatto il nome di dimmi Titti. Anche perché Abraham ritorna nel 2024, quindi una punta... Sì, no, c'era il discorso legato a Zapata o Muriel a Roma e l'arrivo nel caso di Belotti a Cagliari. Però questo al momento è impossibile, considerando il fatto che sia di Zapata sia di Muriel è ancora punto interrogativo, quindi comunque non possono dare giocatori fino a quando non acquistano, ovviamente, se no avrebbero l'attacco completamente sguarnito. No, dicevo, si parla del centravanti del Getafe, insomma, l'attaccante del Getafe, adesso non mi ricordo se Borja Majoral, si era parlato di lui, potrebbe essere un nome che torna papabile, però credo che il nome vero del Cagliari, attacco parliamo, non sia stato ufficialmente ancora fatto, che magari i nomi sono di questi che abbiamo sentito per depistare, perché ripeto, Shomurodov è una prima punta e il Cagliari ha bisogno invece di una seconda punta in questo momento. Ma il difensore greco? Il difensore greco ancora al momento è un punto relativo, perché il problema principale è che il Cagliari, Ranieri perlomeno, lo vorrebbe subito, però la squadra olandese, la Z, lo sta facendo giocare ancora sia in campionato sia in Coppa di Lega, in Coppa olandese,
e questo ovviamente crea un problema e dal punto di vista della preparazione fisica e dalla preparazione ovviamente anche dal punto di vista ambientale, insomma, tutto quello che ne consegue. Ranieri lo vorrebbe pronto, anche perché comunque dovrebbe giocare, se arriva viene per giocare titolare, non certo viene a fare panchina. Mi stupisce, e chiudo, il discorso legato a Sulemana, perché ricordiamoci che era arrivato come riserva di Macombu e giornata dopo giornata si sta dimostrando un intoccabile. Perfetto, grazie a... Un'altra cosa. Vai Titti. Tameze. Al posto di Sulemana, il Cagliari voleva prendere Tameze, ha preso Sulemana. Tameze, che era in uscita dal Verona, guarda caso è in panchina oggi col Torino. Piccolo gossip calcistico sul mercato. Grazie a Titti, grazie a Marco, grazie a Fede, grazie a Fabri. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre solita ora, se non sbaglio, Cagliari-Inter, Fabri? No, Cagliari-Inter è 20:45. Ah, 20:45, ok. Ben, perfetto, quindi appuntamento con il 45esimo alle 21:30, sia su Oristano Rosso Blu che su Effetto Serra e canale YouTube Effetto Serra. Grazie. Fabri, vuoi dare l'appuntamento con la rassegna stampa di quando torni con la rassegna stampa? Tu Noi abbiamo un'intervista importante, rimanete collegati perché ci sarà questa stagione delle novità importanti. Va bene. Ciao a tutti, buon secondo tempo e grazie a tutti. Buon secondo tempo. Ciao, Ciao a tutti, grazie. ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao ciao.